Villanova perde un simbolo di bellezza e memoria. Addio a Marcella Giglio, la giardiniera di Villanova, scomparsa a Cagliari a 88 anni. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se ami Cagliari e le storie che rendono unica Villanova, iscriviti e lascia un like. Oggi ricordiamo una persona speciale. Marcella Giglio viveva nel rione storico di Villanova, a Cagliari, in via Piccioni. Proprio lì, davanti a casa sua, aveva creato negli anni una vera foresta urbana, curata ogni giorno con amore. Chiunque sia passato almeno una volta da via Piccioni ha già capito. Quelle piante non erano solo decorazioni. Migliaia di foto, turisti da tutto il mondo, riviste internazionali che raccontavano Cagliari attraverso quel piccolo scorcio verde. Ma perché proprio quel tratto di Villanova era diventato così importante per la città? Marcella Giglio è stata tra le prime artefici dell'abbellimento floreale di Villanova. Ha vinto più volte, dagli anni 90 a oggi, il concorso Balconi Fioriti a Villanova. Con la sua scomparsa dopo quella di Assunta Pisu, Cagliari perde un altro pezzo della sua anima più autentica. E via Piccioni a Villanova non sarà più la stessa. Iscriviti e metti like per dare valore a queste storie della Sardegna. Tu sei mai passato da via Piccioni? Se sì, che ricordi ti ha lasciato? Un saluto a tutta Villanova, a chi ama Cagliari, ma soprattutto a te che hai dedicato la tua attenzione a questo video. Grazie di cuore e ci vediamo nel prossimo video. Stammi bene.